Nessuna sospensiva dal TAR. Dal 1° aprile la tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo crescerà di 2,5 €, raggiungendo i 9 € a persona. La decisione di Cafarsetti non è condivisa da Save. La società che gestisce l'aeroporto ha impugnato il provvedimento in tribunale. Ma oggi l'udienza si è limitata ad un confronto tra le parti, riaggiornando la seduta al 24 maggio senza sospensiva, che significa che l'aumento partirà il 1° aprile. In attesa che la parola ritorni al tribunale, lo scalo di Tessera ha intanto celebrato la giornata mondiale dell'acqua inaugurando un nuovo impianto da quasi 6 milioni di euro per la depurazione delle acque reflue che permette il loro riutilizzo per usi non potabili. Questo impianto arriverà a trattare a regime durante l'anno una portata di 420-430 mila metri cubi, che sono tantissimi, insomma, tanto per dare una dimensione fisica paragonabile a circa 165-170 piscine olimpioniche, quindi quelle da 50 metri. E dovrebbe abbattere, lo abbiamo fatto per questo, del 30% i consumi di acqua potabile. L'impianto consentirà di risparmiare il fabbisogno idrico di 2100 nuclei familiari e si inquadra in una serie di investimenti analoghi sul sempre più pressante fronte del risparmio d'acqua, su cui Savi ha già investito tra i 15 e i 16 milioni di euro, secondo Veritas un esempio da seguire. E io mi auguro, perché è fondamentale che altri soggetti di questo calibro, ma anche di più piccolo calibro, nel nostro territorio, di tutti i territori in realtà, possano mettere in pratica progetti concreti come questo, in cui l'acqua viene risparmiata, tesaurizzata e riutilizzata, soprattutto le realtà industriali.